Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di stasera, 21 di marzo 2024, primo giorno di primavera. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Chi salva una vita salva il mondo intero. Secondo appello. Andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, potrete sostenere questa radio nel modo migliore. Infine, sulla nostra pagina Facebook troverete tutti i modi per aiutare i nostri amici armeni del Nagorno-Karabakh-Artsakh, il cui territorio è stato usurpato dagli azeri. Allora, 340-670-9659 per i vostri WhatsApp, oppure 0292947222. Avete ascoltato Ennio Morricone, Lesce Vatim, Gam Gam 1993 dal film Iona che visse nel ventre della balena, e questa sera io ho un ospite che arriva direttamente da Israele che voi avete già conosciuto. È il professor Gil Segal. Good evening, professor. Welcome to our radio and welcome to this show. Yeah, thank you very much. Ecco, allora, il professore insegna in Israele e insegna anche nelle università americane, negli Stati Uniti d'America. Tra l'altro, qualche giorno fa è andato anche a insegnare morale ai militari israeliani. A couple of days ago you went to teach the rule of laws concerning the war to the IDF forces. Am I right? Correct. Perfetto. E quindi ci faremo raccontare da lui che cosa sta succedendo in Israele nel corso di questa guerra che è arrivata ormai a durare 6 mesi. So we're trying to summarize at what point of history has arrived this war after 6 months. First of all, I'd like to ask you, how's the situation now in Israel? How do you live now? So in Israel, there is a strong understanding that this fight must continue until the end of the regime of Hamas, which is detrimental to the people in Gaza, detrimental to, of course, people in Israel, and detrimental to the region entirely. Allora, al momento la sensazione è questa, che la guerra deve arrivare fino alla fine per la distruzione naturalmente di Hamas, dal momento che questo crea problemi, non soltanto è detrimental, è dannoso sia per Israele che per Gaza che per tutta la regione del Medio Oriente. After 6 months of war, do you look at this war just like something that's a normal thing? Every day you wake up, you think, oh, there's war, and you carry on? Or do you still continue to feel the pain and the terror of a war just like this? I remember the first time I interviewed you, you were in Tel Aviv, I remember, and abruptly you had to tell me, you told me, look, they're sending, Hamas is launching missiles. I have to run to the safe room. And right now, do you still continue to run with the fear, or it's something that, it's a war, one day will come to an end? The situation has improved dramatically because most of Gaza now is not able to shoot missiles on Israel. That's a fact. So 80% of the area of Gaza is no longer under control of Hamas. So most of Israel now is under peace in that front. However, from the northern part, we have daily attacks from Hezbollah. So there is a third of the country that is under constant rockets and missiles and unarmed crafts and aircraft and similar military objects. Drones, I believe. Exactly. Iranian drones. Iranian drones, exactly. So Israel is under constant war right now for 6 months.
Allora, dopo 6 mesi possiamo dire che la situazione in Israele è migliorata nettamente. Perché? Perché l'80% della striscia di Gaza non è più nelle mani di Hamas, quindi non hanno più posti da dove tirare i missili contro Israele. Chi se la vede brutta è chi vive nella parte nord di Israele, perché lì c'è Hezbollah, ed Hezbollah invece continua a martellarli a colpi di missili, a colpi di droni che molto spesso vengono forniti dall'Iran. Right now, Prime Minister Bibi Netanyahu said that he has to accomplish his mission. But every day in Israel, we see on the Italian press, on the Italian television, and so on, we see people that condemn his behavior, and they believe he must go home, and a new government in Israel has got to be established. What do you think about this? Well, I think that the government issue is completely unrelated to the war, in a sense that the war united Israel in the understanding that no matter who is the Israeli prime minister, Hamas and the militant Palestinians will continue to attempt to slaughter and butcher as many Israelis as possible. That's a fact. Within the internal politics of Israel, yes, they are calling for the resignment of Netanyahu because there was the biggest failure of the military and the political system. But this is really a completely separate discussion. The war must be fought, and the fight must conclude with a victory. Allora, il punto è questo, che tra la guerra e la situazione politica di Israele c'è una differenza. Da un lato, per quanto riguarda la guerra, il paese è unito e l'obiettivo è arrivare alla completa distruzione di Hamas. Dall'altro lato, per quanto riguarda Netanyahu, è chiaro che la gente pensa che lui se ne debba andare, e se ne deve andare semplicemente perché questo è stato un fallimento dell'esercito, ma soprattutto un suo fallimento, his political failure. Yes. E la cosa più importante però è che i due piani non sono tenuti assieme, sono separati. What about the hostages? Every day we see people gathering in Tel Aviv's squares or in Jerusalem, and they protest because I believe yesterday they blocked a motorway Yes, in Tel Aviv, if correct. I well understood. What about those people? Because as I argue and as I understand, Israel is a really little country, 7 million inhabitants. Sorry. And everyone knows who is the other people is meeting all around the street. So how do you live this way? Well, I think that few things must be explained. Number one, in Israel, the importance of life is so important. Importance, you understand the life of every person. So we will do crazy things just to save one person's life. It's very clear. And in that sense, we have 100 live hostages within Hamas. This is something that no Israeli can accept. Now, why are they doing the demonstrations? Because as long as we don't solve the problem, there is the fear that we will get used to the situation. And Israeli says we can never get used to the fact that 100 Israelis are in captivity, are being raped, are being hurt every day by the Hamas people, and the world continues to turn around. This is impossible. So that is the explanation why they're doing it. So in order to keep it constantly on the focus of the people. Ecco, allora, la cultura israeliana dice che ogni singola vita conta, perché io gli ho chiesto ovviamente degli ostaggi, del fatto che si fanno le manifestazioni a favore degli ostaggi. Avantieri è stata bloccata anche un'autostrada da parte dei parenti.
E lui, il professor Siegel, giustamente dice: la vita di ogni persona conta e dobbiamo continuare a manifestare, anzi fanno bene i parenti degli ostaggi a scendere in strada, per il semplice e banale motivo che non si può diventare used to, non si può diventare abituati al fatto che ci sia un centinaio di loro compatrioti che ogni giorno vengono sfregiati o vengono feriti da parte di quelli di Hamas, e di conseguenza questa è una sorta di pungolo proprio per ricordare a tutto il paese quale sia la posta in gioco. 0292947222, da questo momento il telefono è aperto. Now we're going to collect calls by our listeners. Look, here in Italy some guys say, well, right now Israel was right when Israel decided to counteract after October 7th. But there is a limit to the Israeli reaction, because 1,200 Israelis have been killed, but the Hamas-run Ministry of Health says that right now in Gaza 30,000 Gazawis have died. So many people say, well, there is a concrete disproportion between what happened on October the 10th and what Israel is doing. And many people are starting to use this word, genocide. Yes. What do you think about this? So this is a complete abomination. There's no other word to explain. This is the taking the truth and twisted it completely. Now, so let's break it down to the following items. Number one, 30,000 Palestinians, supposedly. So everybody agrees that, and they say 30,000, and from them, 70% children and women. That's the numbers. Now, see how ridiculous that is, because we know now that at least 12,000 Hamas terrorists were killed. 12,000. So you tell me that all the rest, all those numbers are women and children? So that's what the IDF is targeting, women and children? This is crazy. This is complete lie. There's mathematicians from Cambridge University looked into the numbers that the Hamas were broadcasting every day, and he showed that the numbers are completely irrelevant, impossible from a statistical perspective. So these are made-up numbers. We have videos showing the Hamas taking children, painting them with blood, taking pictures and then waking them up. People that are supposedly dead cough on the stretch. This is lies. So this is number one. One is complete lies. Ok, allora, innanzitutto qui si sta assistendo al gioco che fa Hamas, che è prendere la verità e twist, distorcerla. Punto 1. Dicono che sono 30.000 morti, di cui il 70% donne e bambini, ma l'IDF sa, le forze israeliane sanno, che i terroristi morti di Hamas sono 12.000, 12,000 terrorists dead. Mm-hmm. This is official, this has been accounted by Correct. the IDF. Mm-hmm. Questo è stato certificato dalle forze di difesa israeliane, dalle forze armate israeliane. Allora, se ce ne sono 12.000 che sono terroristi morti, come fa a essere il 70% donne e bambini? Punto 1. Punto 2. Un gruppo di matematici dell'Università di Cambridge University, am I right? Yeah. Hanno valutato e hanno considerato tutti i comunicati di Hamas emessi dal primo giorno a oggi, e mettendo assieme i numeri dicono che le cose non stanno così, c'è qualcosa che non quadra. Let's go ahead. Okay. Point number 2, proportionality means that you have to respond in a way that vindicates the harm was done to you and your attempt to prevent the next harm. Can we today stop all the hostility in the Gaza? The answer is yes. Two things. Hamas liberates the hostages and Hamas surrenders. That will be the end of the war. Now, Italians have seen war many times, again. If you are on the losing side and you care, your moral obligation to your people is sincere, then if your people is at risk, you will surrender. Italy surrendered, Germany surrendered, Japan surrendered, on and on. So people that have
the government that care for their people will surrender when the war is against them. Hamas does not care about his people. Israel would stop the attack today. This is my a firm statement. Israel will stop the minute hostages are liberated and Hamas is dismantled. Allora, ecco qua, c'è poi un altro punto quando si parla di proporzionalità nella risposta, e questo credo sia un tema molto interessante per chi ci sta ascoltando, secondo le parole del professor Segal. Cioè, proporzionale significa intanto reagire al danno che t'hanno fatto, to react, ma secondo to prevent, impedire che ti sia causato un danno ben maggiore domani. Allora Israele due cose ha chiesto, e se queste due cose venissero rispettate la guerra finirebbe adesso. Primo, il rilascio immediato degli ostaggi. Secondo, Hamas si deve arrendere e deve essere smantellato. E il professor Segal diceva: siete italiani, avete visto le guerre mondiali, soprattutto avete visto che a un certo punto vi siete arresi, perché quando stai perdendo, quando ormai la guerra è persa, un governo, qualunque governo, per evitare nuovi morti, per evitare ulteriori lutti al paese, decide di chiedere un armistizio, decide di fare la pace. E nel caso di Hamas questo non accade. E addirittura, torniamo a ripetere, se in questo momento Hamas liberasse gli ostaggi e si arrendesse, automaticamente non partirebbe più un colpo. And the world understands that Hamas can no longer be in charge of Gaza. Everyone agrees on that. Even the most left-wing party will say Hamas has no longer a valid, legitimate purpose on this planet. Ecco, e soprattutto this in Israel e the Israeli Knesset, or also in the world? Oh, the world. Everybody ecco, e agrees. tutti quanti hanno compreso, anche i partiti più a sinistra, che Hamas comunque non potrà gestire la striscia di Gaza, non potrà restare al potere a Gaza. Questo è poco ma sicuro. Look, I'd like to ask you, but perhaps we have a phone call. Abbiamo la telefonata? No? Va bene. No, that's not a phone call for us. But why, in your opinion? First of all, this war is coming to an end, and this end will come. Mm-hmm, for sure. But what the day after? What Israel will do? Is going to occupy again Gaza, or what's happening? Because after years and years, you told me during our last interview, years and years of propaganda by Hamas and hate against Israel, generation of people which were nurtured with hate against Israel. What future in order to clean this mess up? As I wrote, if you can go onto my Instagram, Sure. Gil Segal, I showed that sometimes you have a lost generation. And this just to show the talent to our audience how important education is. If you take a generation, you start with the age of 4, and you put them completely in a position of hatred, of violence, of nothing but let's kill as many Jews as possible, you will destroy their ability to have a better future. So Hamas did that. They destroyed, there's a lost generation for the Palestinians. So everybody in Israel now realizes that. So there will be a cleansing period where the new ideas, and this is not a fiction. If you go into see what happens at the United Emirates, you see the textbook that was done in the countries that signed a peace treaty with Israel. They have changed the curriculum in school. They give the bambinos a new education, a new understanding, no longer of hatred, no longer of killing, about peace, about relationship, about nurturing a better future. Sure. And this has to be done. Sure. Allora, intanto abbiamo 2 telefonate. We got 2 phone calls. Un attimo che io faccio la traduzione, poi prendiamo le telefonate. Cosa dice il professore a proposito di che cosa succederà domani? Il punto è che Hamas ha cresciuto generazioni con l'odio.
Quindi ci vorrà un periodo di tempo, diciamo così, di decompressione, di ripulitura anche dei libri scolastici, del materiale con cui i ragazzini studiano, esattamente anche sull'esempio di quello che hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti, dove quando sono state stabilite relazioni con Israele, i libri di testo sono cambiati e quindi l'ebreo non è più un nemico, ma si parla appunto di relazioni pacifiche e di relazioni civili tra Dubai e naturalmente Tel Aviv. Adesso, now we'll collect the first call. Allora, prendiamo la prima telefonata, datemi il tempo di tradurre. Ne abbiamo 3, benissimo, vai con la prima. Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Buonasera a te Antonino e agli spettatori di Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la Talk Radio. Sono ben lieto di intervenire, di poter così esprimere il punto di Michele Caruso. Il segretario di Stato USA, mediatore nei colloqui in corso in Arabia Saudita, Hamas, parla di risposta negativa da parte di Israele. Nella striscia di Gaza le operazioni militari continuano e la situazione si fa sempre più drammatica. L'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione Europea, dal canto loro denunciano una carestia inaccettabile e ripetono che bisogna agire ora. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso l'invio domani a Doha di una delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad David Barnea per un incontro con il capo della CIA William Burns, il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani e il ministro dell'intelligence egiziano Abbas Kamal per portare avanti la liberazione degli ostaggi. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier, secondo cui l'incontro avviene nel contesto delle trattative con l'obiettivo di moltiplicare gli sforzi per rilasciare degli ostaggi israeliani, uomini e donne. La situazione nella striscia di Gaza è stata al centro di un colloquio per cercare di approntare degli interventi che siano i più utili del caso. Insomma, ci sono 200 camion di aiuti che entrano oggi a Gaza, missili su Israele dal sud del Libano, c'è una bozza USA sulla tregua a Gaza al voto in settimana, Borre che dice Israele ha il diritto di difendersi, non di vendicarsi, e dunque questo scenario internazionale è alquanto sconvolgente. Ecco, come l'Italia si colloca in tale contesto? Grazie e buon proseguimento. Is asked about the Italian position about the ongoing war with Israel against Hamas, and he spoke about the possibility of a famine in Gaza without food. So this is one of the unquestionable bizarre happening. The amount of food that was dropped on Gaza could feed Africa for a month. There's no question there's enough food there. The question is who controls the food. The minute the Hamas controls the food, they hold the Gazan people by the neck. They would not release the food. And last week, the IDF bombarded a shelter of Hamas. All the walls broke down and kilos and hundreds of kilos of food was on the street, and the Gaza people could finally get hold of it. There are videos from the Rafah market. There's zero famine issues. It's one very simple issue. The food is there. Who controls the food and who delivers it? And Hamas again is abusing the Gazan people. Ecco, sì, little break and we'll be back. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ok, allora siamo di nuovo in onda col professor Gil Segal che è venuto da Israele appositamente per noi, la cosa ci onora e non poco. Allora, per rispondere appunto alla questione anche della carestia che sollevava Michele Caruso, è stato lanciato su Gaza tanto di quel cibo da sfamare l'Africa per un mese. La vera domanda, il vero problema è chi raccoglie questo cibo e che uso ne fa.
L'uso che ne fa molto probabilmente è sfamare i suoi terroristi. Chi lo raccoglie 90 su 100 è Hamas, che tiene per il collo quindi il popolo di Gaza. La settimana scorsa le forze armate israeliane hanno bombardato un rifugio di Hamas che è letteralmente crollato e collassato, ed è venuto fuori tutto il cibo che poi la gente ha razziato per le strade. Questo, quindi la domanda è, non è tanto se ci sia cibo, il cibo c'è. La domanda è, chi è che se lo prende? Prendiamo un'altra telefonata, second call. Pronto? Chi è là? Buonasera, Paolo da Gorizia. Ciao Paolo. Allora, io adesso saluto il professore e chiedo aiuto al dottor Antonino, che è fine storico, perché veramente ho bisogno di questo. Allora, sì. La Turchia e altri paesi hanno definito Hamas non terrorismo, ma io che vengo da una terra irredentista ho notato, però correggetemi se sbaglio, che tra irredentismo e terrorismo la differenza sta nel fatto che l'irredentismo colpisce soprattutto obiettivi militari e politici. I terroristi sgozzano donne e bambini, colpiscono gli innocenti. Ora, se questo è vero, però se non è vero me lo dite, se questo è vero, come mai ancora nel mondo non si riesce ad affrontare il problema culturale di queste due parole e capire dove c'è un legittimo desiderio di libertà, in questo caso la Palestina eventualmente, e invece dove c'è un atto di pura e semplice violenza? Ecco, grazie e vi ascolto. Prego, allora aspettiamo un attimo l'altra telefonata, aspetta un attimo perché io devo tradurre. Ok, Paul from Gorizia asked us, Turkey stated that Hamas is not a terrorist organization. But he has a question for you. Since he is from Sardinia, there are some people in Sardinia which embrace the ideology of irredentism, the idea that Sardinia must be a country separated from Italy. But he says one thing is to cultivate irredentism, which also means to attack military targets. And another thing is, in his opinion, to be a terrorist, which means to attack women and children. Exactly. Do you share this idea? Where is the difference between these two words? Yeah, so I would say the following points. Number one, if Hamas is not a terror organization, I don't know who is. Targeting, and again, you mentioned my talk at the IDF. I went to the IDF and we gave them. They showed me. Sorry, they were given at the army. They were given a code of ethics in their pockets. How to treat civilians, how to treat their comrades. What are the priorities? There's a code of ethics. I'm a professor of ethics, so there's a code of ethics for the IDF. Do you know what they found in the code of ethics of Hamas when they entered Israel October 7th? They found on paper instructions on how to mutilate, how to burn, who should you rape and who you shouldn't, who to bring back heads of soldiers to Gaza. These are the code of ethics of Hamas. So if Turkey doesn't think this is terrorism, they should go back to primary school and learn the words terror. What does that mean? Now, let me translate this. Punto 1. Se Hamas non è un movimento terroristico, allora spiegatemi che cosa sia un movimento terroristico, perché qui se no non ci capiamo. Ecco, la cosa che diceva il professore, io ve l'avevo anticipato, il professore è stato a fare lezione agli ufficiali delle forze armate israeliane, le IDF, e gli ha dato il codice etico che i soldati e gli ufficiali portano nelle giberne qui sulla divisa di fatica. E nel codice etico naturalmente c'è scritto come si devono comportare con le donne, come si devono comportare con i bambini e così via. Addosso ai terroristi che sono stati presi o che sono morti il 7 di ottobre è stato trovato invece il codice etico di Hamas. Nel codice etico di Hamas c'era scritto chi puoi ammazzare, chi puoi stuprare,
come puoi compiere una sevizia, cosa puoi mutilare, le teste da portare a casa per dimostrare di aver ammazzato i soldati israeliani ed eventualmente gli ostaggi. Also the hostages, Yes, of course. argue. Of Yes. course. Go So ahead. that's what Quindi se la Turchia non ha capito il concetto di terrorismo, è meglio che Erdogan e soci tornino alle scuole elementari ad aprire il vocabolario. Let's go ahead. Well, Dobbiamo finire la risposta e poi prendiamo la chiamata. and the second point is about the seek for independency. Many subcultures have engaged in inter-country or inter-sub-country conflicts. The Scots against England, North Ireland versus Ireland. We have that. The minute you pass a line of aggression against civilians, this is a line that should never be passed. Hamas has shot over 5,000 rockets with the sole intention killing as many Israeli as possible. Israel, on the other side, tried to minimize as much as possible non-involved harms. This is a very strong distinction between evil and right, between darkness and light. You have to see that, and that's why I think that the separate distinction between fighting terrorism and fighting for independence, which are different. And by the way, Palestinians will get their independence immediately if they would lay down their arms. If the Israelis will lay down their arms, we will all be slaughtered by the Islamic radicalism. Sure. Allora, punto 2. Dice, ma storicamente ci sono stati casi in cui all'interno di una nazione alcune culture o gruppi etnici hanno cercato l'indipendenza, ad esempio gli scozzesi contro gli inglesi, o quello che facevano gli irlandesi fino alla fine degli anni 90 con gli attentati nell'Irlanda del Nord. Ma il punto è che c'è una linea rossa, there is a red line you don't have to cross, c'è una linea rossa che non devi superare, ed è attaccare i civili. Hamas lo ha fatto, ha tirato il 7 ottobre 5.000 razzi per ammazzare il più ampio numero di israeliani possibili, quindi non i militari dell'esercito di Israele che sono addestrati a combattere, ma la gente comune. E soprattutto quando tu fai queste cose, naturalmente superi quella linea rossa e quindi non è più il redentismo, non è più morire per un'idea, è fare terrorismo e soprattutto la differenza tra il bene e il male, tra giusto e sbagliato. Israele combatte, ma fa di tutto per limitare le perdite civili. Quello che gli interessa è distruggere la forza militare di Hamas. E soprattutto una cosa, se i palestinesi si arrendessero adesso, se Hamas si arrendesse adesso, loro avrebbero l'indipendenza subito. Ma se Israele si arrende adesso, significa che dopo sarà il terrorismo, il radicalismo islamico che gli taglierà la gola a tutti quanti. Questo è il gioco, si stanno giocando una pelle contro l'altra. Let's collect the other call. Pronto, chi è là? Buonasera, sono Giorgio da Monza. Ciao Giorgio. Beh, devo dire che innanzitutto un complimento a Radio Libertà, perché dopo mesi e mesi che ascolto soltanto giornalisti arabi, palestinesi e filo Hamas, finalmente avete invitato un professore israeliano. Beh, le sue argomentazioni possono far presa su chi non conosce la storia di Israele, ma io le trovo abbastanza risibili, in quanto mi domando come l'unica democrazia del Medio Oriente, così ce la gabellano in televisione, possa tenere prigionieri centinaia di persone senza nemmeno un processo, perché se sono terroristi processateli, ma se non sono terroristi liberateli, e sono centinaia, e di quelli che chiede la liberazione Hamas. Questi prigionieri vengono sistematicamente torturati e non è una mia opinione, sono opinioni delle organizzazioni internazionali. L'ONU poi ha detto che Israele si deve ritirare dalla Cisgiordania e da Gaza e anche dalle alture del Golan, che invece sono state annesse allo Stato di Israele contro la volontà della gente. E poi potrei dire altre cose, mi fa ridere il codice etico dei vostri soldati. Mi ricorda il codice etico della Gestapo, dalla quale avete imparato moltissime cose. E per adesso vi saluto e
attendo la risposta, che sarà ovviamente esilarante. Buonasera. Qualcuno alle volte chiama perché è convinto di essere simpatico. Vabbè, comunque adesso noi traduciamo. Somebody sometimes calls because he thinks he's sympathetic. This guy thinks he's an ironic guy. Uh-huh. So he said, I believe that your arguments are ridiculous. Because right now in Israel, you continue to keep in jail hundreds of people which are tortured, which have never been brought in front of your courts. They have never been subjected to a trial. He said that the United Nations stated that Israel has got to go away from the Golan Heights, from Gaza, and he thinks it's really ridiculous, your ethical code, because Israel is acting just like the Gestapo, and that you learned very well how to behave just like those guys. Well, I know that people can be very mean. People can be very insincere. This kind of a comment, to me, is a reflection of exactly what the dark side of Europe looked like. This kind of a person calling and to insult both of us on prime time, I think this is a gesture that he should look in the mirror every morning now and say, am I living the life that my parents would want me to be? Am I sincere? Am I a Jew hater? Am I an Israeli hater? Can I stand with the ethical paradigm of a clean world? If I would be asked, can you compare IDF to Gestapo? If you ask somebody from out of the world, he would say whoever makes such a suggestion should be checked, examined, because this is a very classic way of taking the truth and twisted it upside down. I can attest from this respectable table that the IDF is conducting in a way that no other military in the history of wars has ever contained itself, curtailed its response because it cherishes life. Now, the UN discussions, of course, if you look in the UN, and this guy, of course, did not look in the details, the UN has an automatic anti-Israeli bloc because there are 57 Muslim countries, automatic bloc, 57 Muslim countries, and the other countries that are supported by the radical alignment, which leaves the UN completely frail to anti-Israeli, anti-democratic, anti-liberal calls. So I, with all due respect, which I don't have to this person, with all due respect to the idea, I think that the UN is not the place to judge right from wrong. Allora, caro Giorgio, intanto il professor Sigal dice che quello che tu hai appena finito di dire è esattamente come appare il lato oscuro dell'Europa. Tu sei la personificazione, dal suo punto di vista, del lato oscuro dell'Europa. E chissà se, aggiunge, quando ti guardi allo specchio ti chiedi se tu sei veramente quella brava persona che i tuoi genitori volevano tu fossi. Se ti puoi guardare tranquillamente nello specchio dicendo che tu sei un antisemita, che tu sei contro Israele. L'altra cosa che viene detta appunto dal professor Sigal è che questa cosa di comparare l'esercito israeliano alla Gestapo, di accostare il comportamento di Israele al nazismo, è cosa per la quale uno dovrebbe farsi vedere da uno bravo, ma segnatamente corrisponde appunto a quel lavoro che si fa nella psiche umana. It's a thing which happens into the human mind, to distort reality, cioè di distorcere la realtà e raccontare una realtà che non esiste. Un'ultima cosa a proposito dell'ONU.
Nell'ONU c'è un blocco automatico contro Israele perché ci sono 57 paesi musulmani, più tutti quelli che vengono sostenuti o in qualche modo prendono soldi o sono oggetto di speculazione finanziaria da parte dei paesi musulmani. Quindi proprio le Nazioni Unite, come posto nel quale decidere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, non è proprio il caso. Last question: what about people tortured into the Israeli jail, Okay. or that they weren't, they didn't undergo a trial? So we have there's before October 7th and after October 7th. Before October 7th, no such happening could be demonstrated or documented. Every person who is in jail is documented for, he's been onto court. This is sheer lies. After October 7th, Prima del 7 di ottobre, chiunque va in galera in Israele ha una fedina penale, viene processata, si sa chi è, si sa quale pena gli viene comminata. Sostenere il contrario sono fottute bugie. Go ahead. after October 7th, we have now over 4,000 people in custody. There is no way we can physically bring them to court because we don't have the evidence, we don't have the means, and our focus, with all due respect, is saving the country and going to war. All those people are detained. They'll wait their trial once we finish the war, once the Hamas is no longer in power in Gaza. No single person will be in court without due process of law. Allora, per quanto riguarda dopo il 7 di ottobre, adesso ci sono qualcosa come 4.000 incarcerati e naturalmente in questo momento il paese è impegnato ad andare in guerra, non c'è la possibilità proprio fisica di celebrare 4.000 processi contemporaneamente, anche perché non c'è il tempo, non c'è la possibilità in questo momento di raccogliere, non c'è il tempo fisico per raccogliere le prove, per raccogliere naturalmente tutto, per istituire i processi. I processi si faranno una volta che la guerra sarà finita. Quindi, perché naturalmente Israele è uno Stato di diritto, è una democrazia, che ne pensi qualcun altro, e quindi si va in carcere dopo regolare processo. Ok, I explained that right now they'll be judged after the end of the war. Sure. Because there is no time to collect the no evidences and go ahead. Ok, abbiamo un'altra telefonata? No? No other phone calls right now. Look, every day, a couple of days ago here in Italy, the Italian newspapers spoke about an high school in Pioltello. Pioltello is a little town not far from here. And in a high school, the dean decided to make a vacation day on April the 10th in order to celebrate the end of Ramadan, because 40% of the pupils attending the high schools are Muslims. As you may understand, here in Italy started many discussions about this decision, and the Ministry for the Education stated that a single school cannot institute an holiday, a vacation day autonomously. Well, this is the first thing I'd like to highlight to you, but I believe that after October the 7th, here in Europe, it's happening a continuous Islamization of the society, which is going on overtly and not secretly. Mm-hmm. What do you think about it? It's just like Michel Houellebecq's book Submission. Is happening what Houellebecq wrote? I think one of the issues, again, on the Instagram, we posted several times, the logo of the West is next. Everyone who is listening to us must realize Israel is the sole democracy in the Middle East.
Why is that? Because the countries around us took a very hard time in accepting the ideas of liberalism, of human rights, of democracy. But those very people immigrated to other countries, and they did not submit to their accepting countries, but they brought with them their own ideas. And the question is it possible to put limits on liberties and religious rights in countries that allow democracy, but on the same line, this can actually come as a threat to the fabric of society. Will Italy be the same? Will Canada? Now in Canada, the Muslims approached the high school education board, demanding them to remove pork from the buffet of the schools throughout Canada because it hurts the Muslims' feeling. And the response to that was, well, you came to Canada, so you should change towards Canada, and not Canada should not change towards your ideology. Now, this is very delicate because the freedom of worship is something to be revered, but the society should remain strong with its history, with its culture, with its practices. I think, in a way, the Muslim world needs to decide whether it's joining or enforcing. And the radical Muslim is, as stated very clearly, London is Londostan, and all those, they turn it to the mob. And I didn't say that. The Prime Minister of England said London is taken over by the Islamic mob. So yes, there's a strong sense that the West is next, and that's why Israel is standing like in the Netherlands, holding the water away from the continent. Sure. Allora, io ho sottolineato due cose al professor Segal. La prima, a Pioltello, lo sapete, qualche giorno fa in un istituto si è deciso di fare vacanza il 10 di aprile per la fine del Ramadan. Il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, ha detto che non competeva alla scuola prendere questa decisione e quindi la cosa è finita lì. Però io gli ho detto, ma non è che dal 7 di ottobre in avanti noi stiamo subendo e stiamo vedendo un'aperta islamizzazione della società, esattamente come è stata raccontata da Michel Houellebecq nel suo libro Sottomissione, e lui fa questa osservazione. Allora, in Israele c'è una democrazia. Ora, in una democrazia bisogna capire se si possono limitare dei diritti religiosi o se limitare questi diritti religiosi danneggia il tessuto sociale. Am I right? If you try to put some boundaries to the religious freedom, you always have to keep in mind that you may harm or hurt the social fabric. Correct. La seconda cosa però è che al Canada, questa io non la sapevo, quando le organizzazioni musulmane sono andate a chiedere la rimozione del maiale dalle mense delle scuole superiori, la risposta è stata: se sei venuto al Canada, ti adegui a come si fa nel Canada. Noi qui mangiamo il porco. Sei tu che ti devi adeguare al Canada e non il Canada che si deve adeguare a te. E allora quello che il professore dice, la libertà di culto va rispettata, ma il principio è che la società deve restare sempre e comunque libera, perché se no finisce come Londra, che è Londonistan, detto dal primo ministro britannico, dove la mafia islamica sta prendendo il sopravvento praticamente dietro la porta di Re Carlo. Questo è il punto, questa è la sfida. E Israele in questo momento, con questa battaglia, è esattamente come le dighe che tengono in piedi l'Olanda, perché se cade Israele, dopo tocca a noi, molto semplicemente. Look, it's about 7 p.m. and I believe you have to fly back to Israel. But first of all, I'd like to thank you for your kindness, for your time. And I'd like to ask you, the Israeli culture is a culture focused on the meaning of life, on the joy of life. The way you celebrate together, the way you dance, the way you are happy.
as you arrived here, I asked Giulio Cesare to play Gam Gam by Ennio Morricone, and it's marvelous to listen to a psalm wrote by God and musicated by Ennio Morricone, kind of a musical God himself. So, is there the possibility every day, every time you wake up in Israel every morning, is there the possibility to wake up with a smile or with a sense of hope? Well, I must say that just last week there was the report of the happiness index around the world. I hope you heard about it. They go from country to country, and they have a questionnaire, and they ask how happy you are in your life. So the top number one is the Nordic countries, Finland, Norway. Israel in the war is number 5. So the Israeli people are joyful. The Israeli people have a lot of hope because, and this is, I think, this is the message I'd like to pass on to your audience, because Israel is really about passing the word of hope, of happiness, of familiarity, of solidarity, of doing good in this world. Ask yourself, when you wake up in the morning and you think about Israel, ask yourself, is Israel moving the world forward or backwards? Are we creating medicine, high tech, innovation? And the answer is yes. So this is what Israel is, a beacon of hope. And I think that in that sense, we have this endless hope. My grandfather was taken out of Birkenau. Okay, my grandfather. And here I am, dressed nicely, speaking with a beautiful gentleman in Italy. My grandfather could never dream of that. Yes, we are a nation of hope. We have a very strong religion. We have a very strong tradition. We have a very strong history. And the one thing we have in mind is be good. Do well to yourself and to the world. Allora, qualche tempo fa è stata diffusa la ricerca sull'indice di felicità nel mondo. Ai primi posti i paesi del nord Europa, Finlandia, Norvegia, al quinto posto c'è Israele. Dici tu, durante la guerra? Sì. Perché gli israeliani, Israele, questa è una bellissima espressione, is a beacon of hope, è un faro di speranza. E soprattutto gli israeliani sono una nazione, sono un popolo che sono fatti di gioia, di speranza, di essere tutti assieme in famiglia, di ritrovarsi, di essere tutti uniti. E soprattutto quando pensate a Israele, chiedetevi, Israele sta portando il mondo avanti o indietro? Perché Israele sviluppa le medicine più potenti, Israele sviluppa l'high tech, sviluppa innovazione, sviluppa tecnologia, eccetera, eccetera, tutte cose che servono per andare oltre, per andare in avanti. E allora, a maggior ragione, dice mio nonno è venuto via da Birkenau e non avrebbe mai potuto immaginare che io stasera sarei stato qua vestito elegantemente a parlare con questo gentleman. Thank you for calling me gentleman. 200 euros are under the lavatory in the washroom. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. You know, every time somebody makes me a compliment, I always reply this way. It's a Monty Python punchline. Ecco appunto, dice, mio nonno non avrebbe mai potuto immaginare questo, ma noi lo possiamo immaginare, per cui l'importante è essere buoni, fare del bene agli altri e andare avanti. I'm Israel Kai. Thank you for being here this evening. Thank you for having me. Much Thank you. appreciated. Much Grazie. appreciated. Pausa e poi torniamo con... cosa abbiamo, Giulio? Marina Rei, Primavera. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Oh, era il 1982, Rock the Casbah, cantavano i Clash. Signore e signori, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi in questa puntata di oggi, di questo giovedì 21 marzo 2024 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Bella gente, siete bella gente, lasciatevelo dire. 340-670-9659, Maurizio manda un commento, applausi, ottimo, peccato che non sia in TV nazionale. E vabbè, non ti preoccupare, basta che copriamo noi tutta l'Italia e poi troveremo modo di far sentire questa voce ulteriormente, non avere paura. Ti ringrazio Maurizio, ti ringrazio davvero. Roberto da Monza, la cosa positiva dello stomaco è che ti avverte quando è vuoto, contrariamente al cervello, commentando un esploit telefonico che avete ascoltato pochi minuti fa, ma chi se ne frega. Bene, io credo che stasera chi ha voluto, insomma, provare a capirne qualcosa di più ha trovato comunque le parole di un uomo che, voglio dire, è in prima fila perché forma appunto gli ufficiali delle forze armate di Israele, è un uomo che parla di etica, che parla di democrazia, che parla di diritti. Non so se quelli di Hamas parlino di etica, democrazia e diritti. Ho la strana sensazione che probabilmente questi signori non lo facciano. Poi, per carità, capisco che in questo paese c'è la libertà di dire qualsiasi cosa, c'è anche la libertà di dire le cazzate e c'è pure la libertà di rispondere a chi dice le cazzate. Allora, bella gente, adesso passiamo alla Russia. Io ho parlato oggi pomeriggio con Marta Ottaviani, che è di ritorno da Mosca, e allora, visto che è stata a Mosca, ci facciamo raccontare come sono andate queste elezioni e soprattutto che cosa ci aspetta dopo. Giulio Cesare, vai! Allora, io questa sera ritrovo con molto piacere, aggiungerei, una collega che definire brava è veramente il minimo sindacale, e lei è appena reduce da una spedizione in quel della Russia per seguire le elezioni di Putin, ma non solo. Lei nel seguire la Russia stamattina, tra l'altro su Avvenire, pubblica un molto interessante, molto sconfinferante articolo sul buon Modi, il primo ministro indiano, che com'è, come non è, comincia a fare l'amico che, come dicono dalle mie parti, tiene il piede in due scarpe. Intanto buonasera Marta, grazie del tuo tempo. Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Senti Marta, ma prima di parlare di Modi, intanto come sono andate queste elezioni all'insegna della democrazia e della libertà? Ma allora, attenzione, io anziché elezioni le chiamerei operazioni di voto, no? Perché Sì. elezioni sottintende il fatto che ci sia stata una liturgia della democrazia, che la gente abbia potuto scegliere, che ci sia la libertà di stampa, che ci sia un dibattito all'interno della società civile, che i dissidenti non muoiano improvvisamente nelle colonie penali di massima sicurezza oltre il circolo polare artico. Insomma, diciamo che dietro al concetto elezioni c'è proprio tutto un sistema democratico che in Russia semplicemente non esiste. E come sono andate? Sono andate in maniera, diciamo, abbastanza prevedibile, per usare un eufemismo, nel senso che il Cremlino settimane prima aveva detto ci piacerebbe un risultato oltre l'80% con un'affluenza oltre il 70% e casualmente ha votato il 73,3% degli aventi diritto e sempre casualmente Putin ha raccolto un plebiscitario 87,3%. Insomma, fino a ieri si parlava di maggioranze bulgare, da oggi in poi dovremo utilizzare l'espressione maggioranza russa. Ecco, tanto per gradire. Naturalmente ci sarà sempre quello che dirà, e vabbè, però se hanno votato Putin al 90% quasi, questo accade perché in realtà i russi vogliono Putin. E quindi in realtà la Russia è una democrazia a differenza di questo Occidente. Ma no, in realtà veramente questa argomentazione non ha diritto di cittadinanza per più motivi. Il primo è che la maggior almeno il 50% dei voti raccolti da Putin sono o voti di scambio,
quindi sostanzialmente gente che vota dietro un compenso, un posto di lavoro o voti forzati, quindi sostanzialmente persone che sono in contatto con il cosiddetto sistema Putin da cui dipendono, oppure sono voti falsi. Ci sono stati dei casi di schede compilate in maniera così identica che sembravano fotocopiate. Ci sono poi stati numerosi casi di attacchi ai seggi e questa è una cosa molto importante perché non era mai successo in Russia che venissero attaccati i seggi durante le elezioni e ci sono state diverse schede dove è stato scritto il nome Navalny, dove addirittura hanno messo dei disegni del dissidente morto lo scorso 16 febbraio e insomma dove sono state dedicati anche pensieri al presidente Putin non esattamente lusinghieri. Quindi no, io direi che non è assolutamente vero che Putin ha tutto il consenso che vuol far credere. Questo però non vuol dire che questi russi siano filo-occidentali o che questi russi credano a noi sostanzialmente. Il problema io credo sia proprio questo. In questo momento c'è un 10-15% della popolazione eroico che vorrebbe una Russia diversa, che ha in mente un progetto alternativo per il suo paese, che non vuol dire necessariamente una Russia democratica con l'idea di democrazia che abbiamo noi in Occidente. Deve essere molto chiara questa cosa, però sicuramente non vuole una dittatura come quella di Vladimir Putin, questo è poco ma è sicuro. C'è una parte, un 30-35% che sta con il presidente, è galvanizzato da questa politica di stampo nazionalista, ma devo dire anche sempre più grossier, sempre più pacchiano, con un substrato culturale e di rigore storico davvero scarso. E poi però, e questa secondo me è la parte più interessante dal punto di vista percentuale, anche perché insomma è la maggior parte praticamente, c'è quasi metà della popolazione che vive in uno stato di sostanziale apatia. Non gliene frega assolutamente niente di chi li governa, non gliene importa assolutamente niente del loro paese, quantomeno diciamo dello sviluppo democratico e virtuoso del loro paese, vivono in qualche modo alla giornata. E perché sottolineo questo aspetto? È importante perché io credo che uno dei grandi mali di questo secolo sia l'indifferenza. E quando inizia a non importarti nemmeno più del tuo paese, della salute del tuo paese, chiamiamola così, bene, allora vuol dire che è finita e vuol dire che ci sono tutti i margini per preoccuparsi. Lo dico, mi permetto, perché molto spesso in Italia si sentono ragionamenti molto simili, quindi chi se ne importa, il mio voto non conta, questa non è una democrazia. Ecco, io credo che queste persone dovrebbero farsi un mese in Russia, prima o anche in Turchia sotto certi altri aspetti, prima di dire che la nostra non è una democrazia. E lo dico anche perché purtroppo noi oggi viviamo in una democrazia, siamo stati immensamente fortunati, ma una democrazia può involvere in dittatura un democratura, un'espressione che a Putin piaceva molto, il termine democratura, molto velocemente e purtroppo quando ci si rende conto che questo meccanismo è partito, molto spesso è tardi per governarlo. Perciò finché siamo ancora in tempo cerchiamo di avere cura della nostra democrazia, andando a votare, soprattutto interessandoci a quello che succede nel nostro paese. Mi sembra abbastanza chiaro. Senti, ti volevo chiedere una cosa, Marta, per quanto riguarda la Russia. Tu hai postato una fotografia da Mosca che mostrava una persona che chiedeva l'elemosina, dici, per tutti quelli che vivono Mosca oltre il secondo anello della capitale Russia. Ma qual è il volto vero della Russia che in questi giorni si presenta combattivo, si presenta vincente, aggressivo, minaccia addirittura per l'ennesima volta l'uso di armi nucleari? Ma ecco, questa è una domanda alla quale è abbastanza difficile dare una risposta, nel senso che la Russia di volti ne ha mille. Io quando sono arrivata in centro a Mosca la settimana scorsa ero molto arrabbiata perché c'era una
opulenza, tutti i marchi occidentali sono ancora assolutamente presenti in Russia con rarissime eccezioni. Gli unici che sono usciti completamente dal mercato credo siano solo gli americani, però ecco, e questo è il volto forte della Russia. Però poi c'è il volto delle persone rassegnate, c'è il volto di chi non sa cosa stia succedendo, di chi non gliene importa assolutamente nulla, c'è il volto di chi vive con i sussidi dello Stato, c'è il volto delle persone, soprattutto molti anziani, che chiedono la carità, c'è il volto di un paese che consuma alcol a livelli davvero preoccupanti e il tasso di alcolismo, peraltro quest'anno, dopo tanti anni che insomma era leggermente sceso, è tornato ad aumentare. È un gigante con i piedi di argilla, potremmo definirlo così, però è un gigante che, pur avendo i piedi di argilla, è determinato a dar fastidio a una parte di mondo e noi non possiamo assolutamente permettere che questo succeda. Marta, per avviarci alla conclusione, ringraziandoti del tuo tempo, e l'India di Modi in tutto questo? Mi pare che, come si dice dalle mie parti, ci bagna il pane come con queste telefonate congratulatorie a Putin e questo occhieggiare un po' in giro, una volta alla Russia, una volta alla Cina. Che cosa vuole l'India? Ma allora, io non sono una specializzata sulla politica indiana, Modi è sicuramente un personaggio politico interessante, però ecco, di cui non mi occupo tutti i giorni. Quello che però mi pare è che l'India come potenza mondiale abbia tutta la leverage per dire la sua su quello che succede, è meno compromessa rispetto alla Cina perché formalmente ha dei buoni rapporti con l'Occidente, ha un'economia in crescita ed è in crescita anche dal punto di vista demografico a differenza della Cina, quindi potrebbe davvero essere il grande player internazionale dei prossimi decenni. Chiaramente dobbiamo sperare che Modi continui comunque a stare nel mezzo, diciamo, di questi due modi di vedere il mondo e che non si schieri con tutta quella cordata di democrature o dittature, perché davvero il momento è estremamente pericoloso. Ed è una speranza che voglio condividere con te e con tutti i nostri ascoltatori. Grazie Marta. Grazie a voi, buona serata. E allora è sempre un piacere colloquiare con Marta Ottaviani, perché Marta ha il dono auspicabile in tanti, il dono di essere chiara e di andare dritta al punto chiamando le cose col loro nome. Io le sono sempre grato quando è nostra ospite, perché porta sempre un grande contributo di qualità e di verità, di informazione soprattutto. Or dunque 029294 7222, abbiamo ancora qualche minuto, 340 670 9659, ogni tanto perdo qualche colpo pure io. Andiamo a vedere le agenzie di questa sera. ANSA, la notizia di apertura: gli USA fanno causa ad Apple, il monopolio degli iPhone viola le leggi antitrust, il colosso di Cupertino contrattacca, creato un precedente pericoloso, azioni in flessione a Wall Street. La misura disposta dal GIP: sequestrati a Firenze 10.800.000 euro a Dell'Utri, no a Palermo alla confisca dei beni. Ancora, vertice sulle guerre, Meloni al Consiglio UE, Scholz, Putin sbaglia se pensa che non sosterremo l'Ucraina, Zelensky all'UE, il modello Putin deve perdere, opposto a noi. Una guerra Russia-NATO non è imminente, ma potrebbe essere prima del previsto. Ancora il processo per la povera Giulia e il piccolo Tiago, in particolare stiamo parlando non Giulia, ma questa è allora calma e gesso. Questa è Giulia Tramontano, la povera Giulia Tramontano, che è stata uccisa da Impagnatiello incinta al 7° mese di gravidanza. Oggi ha testimoniato la sorella di Giulia, Chiara Tramontano. Impagnatiello disse che era pazza. Chiara, vessazioni e bugie, per lei tutto aveva un sapore strano. Medicina, primo trapianto di un rene di maiale su paziente in vita, l'intervento negli USA, la speranza a migliaia di malati in lista d'attesa. La Corte di Cassazione, niente tasse per le donazioni tra genitori e figli, ecco in quali casi. Andiamo a dare
un'ulteriore occhiatina vediamo un pochettino, andiamo a dare un'occhiatina allora a questa decisione della Cassazione. Donazioni informali e donazioni indirette senza imposta perché non c'è obbligo di registrazione, e parte la pubblicità. Questo è il web, è un posto bellissimo, ragazzi. Dicevo, donazioni informali e donazioni indirette senza imposta perché non c'è obbligo di registrazione. La tassazione scatta infatti solo se queste liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a €1.000.000, la loro effettuazione viene dichiarata al contribuente nel contesto di una procedura di accertamento tributi. Quindi questa è una delle possibili cause. Per quanto riguarda appunto la povera Giulia Tramontano, sentite un po' cosa scrive l'ANSA: non riusciva a mangiare più nulla, tutto aveva un sapore strano, il latte appena aperto, la verdura e l'acqua sapeva di ammoniaca. A ciò si aggiungeva un mal di stomaco perenne e il dolore di una relazione che non andava. Il padre del figlio che aveva in grembo, oltre a cercare di farla passare per pazza e paranoica, la tradiva ed era assente e il loro rapporto si trascinava tra alti e molti bassi, la solitudine e le menzogne. A descrivere una relazione durata solo pochi mesi è stata Chiara Tramontano, testimone a Milano al processo per l'omicidio di sua sorella Giulia, uccisa lo scorso maggio al 7° mese di gravidanza da Alessandro Impagnatiello. Il trentenne, come ha ribadito la difesa, chiederà l'accesso alla giustizia riparativa, senza mai scomporsi, anche trattenendo le lacrime. Chiara, un dottorato in nanomedicina all'estero, ha ripercorso passo a passo la storia di coppia tra la sorella e il barman, il quale per l'accusa prima ha cercato di far morire la compagna somministrandole giorno dopo giorno piccole dosi di topicida e poi, quando non ha più saputo gestire la sua vita sentimentale, l'ha accoltellata e ha cercato di bruciare e far sparire il corpo. Mentre lui in gabbia è stato tutto il tempo con lo sguardo a terra e la testa seminascosta, Chiara, che mai lo ha chiamato per nome ma sempre imputato, ha descritto una convivenza tossica su cui lei aveva espresso il suo disappunto per le continue vessazioni, il nascondere indizi e l'esistenza di una situazione psicologica pesante volutamente creata. 2 mesi prima di rimanere incinta, nell'ottobre 2022, Giulia aveva scoperto del tradimento tramite delle cuffiette che, collegate all'iPad, le hanno permesso di localizzare Impagnatiello. Ogni giorno si recava sempre nello stesso posto. Ha parlato poi della foto inviata dalla sorella col test di gravidanza positivo. Dall'immagine vedevo le sue lacrime e le chiesi se erano di gioia o paura. La sua paura era per come lui avrebbe accolto la notizia. Ed era una brutta notizia perché il bambino non era gradito. Lei era infelice e triste perché già si sentiva mamma. Lui all'inizio non lo voleva, poi ha cambiato idea, poi l'ha ricambiata ancora, ma era troppo tardi, non si poteva più abortire, anche se lei non avrebbe voluto vedere negli occhi del figlio quelli di chi le aveva provocato tanto dolore. Quindi la decisione di tenere il piccolo, di chiudere con Impagnatiello e crescerlo da sola. Con suo papà e futuro nonno, a cui avrebbe voluto fare la sorpresa con un pacchettino mai aperto con dentro un ciuccio, che le aveva rassicurato: noi ti sosterremo. Era una storia in cui c'erano tanti dubbi, ha proseguito, tante incertezze, episodi sospesi con un poi ne parliamo, ma lei era innamorata. Oltre ai preparativi per accogliere il neonato, ha ricordato di quando Giulia per l'ultima volta è andata a Napoli, ovviamente senza il compagno, il quale peraltro faceva di tutto per allontanarla dalla famiglia e isolarla. L'avevo lasciata col pancino e l'ho ritrovata con un gran pancione, ha proseguito. È stata l'ultima volta che mangiammo tutti insieme a casa. Lì ho detto che avrei smesso di fare il giudice di quella storia e avrei supportato solo mia sorella. Delle menzogne di Impagnatiello ha parlato anche un ex collega all'Armani Hotel. Nessuno di noi conosceva la sua doppia vita. Lui, a seconda di quello che gli conveniva, raccontava della pazzia di Allegra che voleva stare con lui e della pazzia di Giulia che voleva stare con lui. Il test ha riferito che sul lavoro diceva che la madre era malata terminale, ma non era vero. E poi rubava oggetti al bar, al ristorante, in cucina, come alcuni coltelli molto costosi che erano in una cassaforte e poi sono ricomparsi. Inoltre ha ricostruito l'incontro-confronto tra Giulia e Allegra, le preoccupazioni di quest'ultima per l'incolumità dell'altra, che infatti in quelle ore era stata uccisa. Ha parlato di come il barman si era presentato quel giorno nel locale, sguardo perso nel vuoto e in silenzio. Ha rammentato della sua paura per Allegra, che quella sera lui e la fidanzata hanno scortato a casa in macchina fino al portone, sfuggendo a Impagnatiello, che la stava aspettando in strada per parlarle.
In aula, infine, una vicina di casa ha raccontato che il 30 maggio, 3 giorni dopo l'efferato delitto, lui era scoppiato in lacrime perché Giulia era scomparsa e lei l'aveva rincuorato. Una messa in scena che il giorno dopo si è sgretolata con la sua confessione. Pausa e poi qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. Allora, bella gente, per il Qui Parlamento abbiamo con noi l'onorevole Igor Iezzi, che mandiamo adesso in onda. Noi ci ritroviamo domani alle 17:30 con Chilometro Zoom insieme a Lorenzo Viviani sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo